Lo scorso sabato 12 aprile l'associazione Sette Mari di Chioggia è intervenuta a Mogliano Veneto presso il Golf Club di Zerman per parlare di un tema che unisce cultura, storia e mare, ambiti in cui si muove l'associazione Sette Mari, in cui intenti vogliono sottolineare l'importanza del conservare e diffondere le esperienze del passato per lo sviluppo della cultura di un popolo. Il pubblico è intervenuto da Mogliano, da Chioggia, da Padova, da Treviso, da Belluno per ascoltare la storia del motoscafo nato a Venezia, il MAS, motoscafo armato nato dalla Società Veneziana Automobili Navali, il motoscafo antisommergibile adoperato durante la Prima Guerra Mondiale. Il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Alessio Palmisano, non potendo presenziare all'incontro, ha inviato un suo delegato, il guardiamarina CP Sergio Balzano, il quale ha introdotto l'argomento soffermandosi sul contesto storico in cui si è sviluppato il conflitto. Seguito poi il suo discorso da quello del presidente dell'Associazione Sette Mari, Oscar Nalesso, il quale ha sviluppato il tema con dettagliata relazione, aiutato dal contributo della preziosa Giulia Sambo. Si è quindi dato risalto agli uomini che hanno reso famoso il mezzo navale e alle azioni portate a termine da queste imbarcazioni veloci e particolari. L'argomento ha destato molta curiosità tra i presenti che hanno ravvivato l'incontro con interessanti domande rivolte al comandante Nalesso. Intervenuto in seguito il capitano di lungo corso Roberto Spolaore, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, accompagnato da Vito Rossi, presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Treviso. Spolaore ha esposto alcune riflessioni storiche, in particolare su quella che è la figura del marinaio. La serata è stata un successo e l'associazione è stata invitata per un ulteriore incontro dedicato alla storia. Elisa, ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola. Serve sia per ammorbidire un materasso all'interno, senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria e senti il tessuto? Molto fresco anche, sì. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco, istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto col materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. Il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire avvolta e coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico. Fantastico, da provare.